Amici dello Scrigno del Calcio, buongiorno, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Guardate qui che cosa vi faccio vedere: La Rosa, l'album della Fiorentina 2001-2002, l'ultima di Vittorio Cecchigori, quella che arriverà poi in estate al fallimento e ripartirà poi addirittura dalla Serie C2, come vi parlai in un video di qualche mese fa che potete andare a recuperare, sotto il nome di Florentia Viola. Giocò questo campionato stravinto di C2 dopo il fallimento del 2002. Tutto comincia nell'estate del 2001, quando la Fiorentina, che tra l'altro è fresca vincitrice della Coppa Italia, con Roberto Mancini in panchina, nell'estate del 2001, diciamo che l'estate è un po' turbolenta, c'è questa istanza di fallimento da parte del Tribunale Civile di Firenze. Si sa che Cecchigori ha dei problemi dal punto di vista economico, la Fiorentina comunque si iscrive al campionato, effettua anche delle cessioni importanti, notevoli: Rui Costa al Milan e Toldo all'Inter. È un'estate caldissima da quel punto di vista a Firenze, perché la Fiorentina addirittura voleva vendere entrambi al Parma. Vi ho parlato pure dei tanti rifiuti degli anni 90 e 2000, dei giocatori o allenatori che non volevano andare al Parma, preferendo piazze più blasonate, nonostante anche le ambizioni degli emiliani. Insomma, la Fiorentina vorrebbe vendere Toldo e Rui Costa al Parma. C'è già l'accordo col Parma che paga una valanga di soldi, Milan e Inter pagano meno in proporzione, ma i due giocatori scelgono di andare a Milano. Resta in panchina Roberto Mancini. La Fiorentina perde dopo Ferragosto la Supercoppa italiana 3-0 a Roma, con la Roma campione d'Italia. Il campionato parte malissimo, 2 sconfitte consecutive nelle prime 2 giornate: 2-0 in casa col Chievo, la prima partita giocata dal Chievo in Serie A e vinta sul campo della Fiorentina, che indossa tra l'altro per l'occasione anche una maglia speciale, quella proprio delle origini, tipo Feyenoord, a quarti bianco-rosso, con i calzoncini neri, che utilizzerà, se non mi sbaglio, pure in Lazio-Fiorentina poi dell'inverno. Perde quella partita col Chievo, perde col Milan a San Siro 5-2, traballa in difesa. C'è una situazione societaria un po' convulsa, ma la Fiorentina ha una grandissima risorsa in campo che si chiama Enrico Chiesa, che fa 2 gol al Milan nonostante la sconfitta, poi ne fa altri 2 alla terza giornata, quando finalmente i viola riescono a vincere, vincono 3-1 contro l'Atalanta. Insomma, Chiesa è il trascinatore di quella squadra e ha un obiettivo in testa personale, che non è solo quello ovviamente di aiutare la propria squadra, ma è anche quello di strappare la convocazione per i mondiali del 2002, che ci saranno proprio alla fine di quel campionato. Poi che succede? Succede che alla quinta giornata, il 30 novembre, un pezzetto di stagione della Fiorentina crolla irrimediabilmente, perché i viola battono 3-1 al Franchi il Venezia. Segna Chiesa, che però va KO in maniera molto grave, si rompe il ginocchio e addio campionato e addio mondiali, ma soprattutto addio gol per la Fiorentina. Pensate che Chiesa chiuderà il campionato con 5 gol in 5 partite, chissà quanti ne avrebbe potuti fare se avesse continuato a giocare, non lo sapremo mai. Di certo la Fiorentina si trova azzoppata completamente. Il girone d'andata viene chiuso con 5 sconfitte su 6 partite, unica vittoria, l'1-0 contro il Brescia. A gennaio i viola provano a correre ai ripari, non ci sono tante risorse economiche per fare chissà che tipo di acquisti, e così la Fiorentina si fa prestare Adriano dall'Inter. Adriano all'epoca è molto giovane, è una promessa ed è molto chiuso all'Inter. L'Inter che si sta giocando lo scudetto, è un giocatore potentissimo, anche dal fiuto del gol importante, ha anche segnato un paio di gol con l'Inter in quell'inizio di campionato, ma l'Inter si sta giocando lo scudetto e non può ovviamente garantire tanto minutaggio e tante presenze a un giocatore che invece ne ha bisogno, e così lo presta alla Fiorentina. Gli dicono: guarda, prova a salvare la Fiorentina e poi in estate torni da noi e vediamo che succede. E Adriano parte col botto, segna alla prima partita, all'inizio del girone di ritorno, Chievo-Fiorentina 2-2, il risultato è sull'1-1, all'87esimo segna il Chievo, condanna, e al 90esimo pareggia proprio Adriano.
La settimana successiva, seconda giornata di ritorno, Fiorentina-Milan 1-1, segna il Milan a metà del secondo tempo e poi Adriano proprio al 90° pareggia per la Fiorentina. Insomma, qualche speranza di salvezza. La Fiorentina è già relegata al penultimo posto della classifica e molti pensano che prima o poi in qualche modo riuscirà a salvarsi. La situazione invece è drammatica, Mancini non riesce più a tenere il comando dello spogliatoio, anche perché ci sono spifferi che provengono dall'alto, che provengono dalla società e che parlano di una società ormai al collasso, e quindi non ci sono neanche queste grandi motivazioni per andare avanti. Il 3 febbraio del 2002 c'è una partita incredibile, Fiorentina-Roma 2-2, la Fiorentina dopo pochi minuti è in vantaggio 2-0, gol proprio di Adriano e di Morfeo. La Roma pareggia, va sul 2-2 nel secondo tempo e poi nel finale c'è una traversa clamorosa della Fiorentina che poteva vincere quella partita e che invece la pareggia, ed è un po' il segnale che la salvezza è irraggiungibile. Tra l'altro se ne va anche Roberto Mancini, arriva Ottavio Bianchi che non allenava da diversi anni, che era dirigente, credo consulente della Fiorentina, arriva un po' così per trainare la barca a riva e non mandarla proprio alla deriva al largo. Insomma, le speranze di salvezza sono praticamente ormai impossibili. L'ultima vittoria della Fiorentina di Cecchi Gori arriva un mese dopo quel Fiorentina-Roma, il 3 marzo del 2002, 2-1 in casa del Verona che è in caduta libera, segnano Morfeo e Adriano, poi 7 sconfitte consecutive nelle ultime 7 giornate che relegano la Fiorentina al penultimo posto in classifica. Adriano segna 6 gol, ma non basta. Che sarebbe successo se ci fosse stato Chiesa per tutto l'anno? Non lo possiamo sapere. Di certo sappiamo che quella Fiorentina lì ha vissuto un'annata travagliata tanto in campo quanto fuori dal campo. Ecco, forse i gol di Chiesa, se avesse continuato come aveva iniziato, non c'era motivo per cui non potesse accadere. Chissà, magari il richiamo di qualche soldo avrebbe fatto cedere lo stesso Chiesa a gennaio. Chi può dirlo questo? Di certo la situazione societaria era talmente complessa, talmente complicata che qualsiasi discorso banale di tecnica, di campo lascia un po' il tempo che trova. Nell'estate del 2002 la Fiorentina fallisce. Pensate che aveva già assunto Eugenio Fascetti come allenatore per provare a risalire subito in Serie A, ma la Fiorentina in Serie B non giocherà mai nella stagione 2002-2003, giocherà invece in C2 con un paio di allenatori cambiati e Cristian Riganò come centravanti che segnerà una caterva di gol. Ma questo video l'ho già fatto, vi ho già parlato della Fiorentina in C2, lo potete andare a recuperare. Di certo è che la Fiorentina di Cecchi Gori finisce in quell'infausto 2001-2002 che ci ha condotti sì ai mondiali di Corea e Giappone, ma che ci ha fatto perdere una delle squadre storiche della Serie A, che dopo una decina d'anni tornava in Serie B, ma che è andata incontro all'inferno addirittura della C2 dopo il fallimento. L'ultima Fiorentina di Cecchi Gori, quella del 2001-2002. Questa è la sua storia, questo è lo scrigno del calcio. Io vi aspetto domani con una nuova storia. Domani ci sono i vecchi programmi televisivi, parleremo di un programma veramente storico. Rimanete connessi e iscrivetevi al canale. Ciao!